Il vaccino si salverà, tutti quanti. Bisogna avere fiducia nella scienza, nei medici, usare le mascherine, stare attenti, ma non possiamo tornare indietro, per cui la salute viene la prima cosa. Il sindaco di Padova è in prima linea per sostenere la campagna di sensibilizzazione alla terza dose del vaccino anti-Covid. Contro le fake news e contro la propaganda Novax, il comune risponde con l'impegno a divulgare informazioni corrette. La nuova campagna prevede la distribuzione nelle case dei padovani di oltre 100.000 dépliant informativi. Padova, con il 93%, resta comunque una delle città del Veneto con la percentuale più alta di vaccinati. Io prendo le mie responsabilità. Come ho chiesto di fare mascherine, ho fatto un'ordinanza più che chiesto, ma la stessa cosa vale per incentivare la terza dose. Come ho chiesto di non fare manifestazioni, mi sono preso anche la responsabilità di dire anche noi non facciamo certe cose, tipo la Befana piuttosto che il concerto, bisogna essere in linea. La salute è la prima cosa. Dopo tutto il resto viene. Chi rischia in questo caso è chi non ha fatto il vaccino. Per cui da qua va la nostra operazione di incentivare ulteriormente i vaccini. Bisogna vaccinarsi, dobbiamo tenere la mascherina, dobbiamo stare attenti all'igiene personale. Io penso che nessuno vuole ammalarsi, no? Nei volantini anche il volto del sindaco, insieme ai tanti padovani che hanno già scelto di vaccinarsi con la terza dose. Il primo cittadino, per tutelare la salute dei padovani, ha deciso anche di annullare gli eventi di piazza come il concerto di Capodanno e il falò della Befana. Per essere coerenti, come possiamo chiedere che non facciano manifestazioni? Dopo, per i primi noi ne facciamo? Mi è pianto il cuore dire non facciamo la Befana con i bambini, la faremo in altra modalità, nei quartieri, nelle parrocchie, in qualche maniera distribuiremo lo stesso alle case. È una cosa che si fa dispiacere, ma devo pensare come responsabilità alla salute dei cittadini, anche di chi fa le manifestazioni.